Erano già entrate in giardino spingendo il cancello esterno, avevano tentato di fare irruzione nell'appartamento vuoto per ferie al pian terreno, nella taverna e si stavano dirigendo al primo piano. Obiettivo rovistare nella casa di una signora residente in via Tognolo a Tarzo, ma è stata proprio la donna insospettita da quei passi in casa poco prima delle 17 di lunedì a incrociare le due donne. Nomadi di 38 e 22 anni, sorprese per essere state scoperte dalla donna, hanno inventato una scusa poco credibile, dicendosi in cerca di un agriturismo, convinte fosse in quello stabile. E a passi svelti si sono allontanate, ma la proprietaria di casa ha immediatamente allertato i carabinieri fornendo una descrizione delle due e la via presa per fuggire. Lunedì pomeriggio, proprio in quel momento, erano presenti due pattuglie della stazione Carabinieri di Cison di Valmarino che hanno avuto la possibilità di intervenire prontamente e trarre in arresto 4 soggetti per tentato furto in abitazioni in concorso. Poco lontano, infatti, a bordo di una Mercedes Coupé c'erano i mariti delle due donne, anche loro nomadi, anche loro con precedenti pronti per la fuga. Hanno tentato una breve fuga che è durata poco, non più di 500 metri, in quanto le due pattuglie sono state in grado di bloccarli tempestivamente e trarli prontamente in arresto. In manette Donovan Curry, la moglie Isabel Held, la figlia Kim Curry e il suo compagno Dennis Meyer. Fondamentale, sottolineano gli uomini dell'arma, la chiamata tempestiva della donna insospettita da quei movimenti. Pochi giorni prima, proprio a Tarso, c'era stato un incontro con la comunità locale di sensibilizzazione dei cittadini su questi aspetti, sulla collaborazione con le forze dell'ordine e di chiamare immediatamente noi per qualsiasi cosa abbiano da segnalare.